Un appartamento distrutto dalle fiamme, altri 2 danneggiati e 3 persone in ospedale. È il bilancio di un incendio divampato in un condominio di via Tripoli a Padova, in un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina. 3 persone sono state evacuate con l'autoscala e prese in cura dai sanitari per aver respirato del fumo. I vigili del fuoco per oltre un'ora hanno sparato acqua nell'appartamento da una finestra. Erano arrivati con 2 autopompe, l'autoscala e successivamente con il rinforzo della squadra di Abano Terme, con oltre 20 pompieri coadiuvati dal funzionario di guardia. Hanno circoscritto e spento il rogo che ha completamente distrutto l'appartamento. I vigili del fuoco, entrati per primi nell'appartamento di fronte a quello dell'incendio, invaso dal fumo, hanno prima individuato una signora anziana di 82 anni, portandola nel poggiolo esterno, e poi il marito 84enne che si trovava in un'altra stanza completamente piena di fumo. I 2 anziani sono stati poi evacuati con l'autoscala, mentre il proprietario dell'appartamento da dove è divampato l'incendio è stato portato giù attraverso le scale. Tutti e 3 sono stati trasferiti in ospedale. L'intervento in forze della squadra dei vigili del fuoco ha scongiurato che l'incendio si estendesse all'intera palazzina. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incendio.